Bene ragazzi, benvenuti all'interno della terza sessione di qualifica. Come potete ben vedere siamo pronti a intraprendere la nostra avventura. Purtroppo le condizioni meteorologiche sono peggiorate, abbiamo dei rovesci, quindi faremmo meglio a entrare in pista per stilare finalmente il nostro tempo. Potete vedere il cielo è prevalentemente coperto, vediamo di andare avanti. Perfetto, abbiamo i 5 semafori pronti. Allora, dobbiamo effettuare un bel giro pulito, miscela grassa. Vediamo di utilizzare il nostro DRS al massimo. Vediamo di qualificarci ragazzi intorno alle prime file. Beh, ancora ci vuole un po'. Kiat davanti a noi purtroppo. Cerchiamo di superarlo in questa fase. Niente, ci rovinerà il tempo ragazzi, ve lo dico. Attenzione, eccoci. Proviamo a frenare nella prima sessione. Ecco Kiat che ci blocca un po'. Lo sapevo. Attenzione, non riusciamo a fare di meglio. Anzi, facciamo così ragazzi, torniamo al garage perché non è possibile fare un tempo del genere. Allora, sono già 5 vetture in pista. Ok, adesso potremmo uscire. È meglio non consumare più di tanto le gomme. Perfetto. Ed effettuare un buon tempo, perché se ci troviamo già una macchina davanti in quel modo finiamo per perdere tanto. Quindi meglio girare. Eccoci qua. Vediamo un po' come sono le gomme. Quasi in temperatura. Ancora la pioggia deve arrivare. Intanto hanno un po' gommato la pista. Ovviamente durante le due sessioni antecedenti a questa. Avanti, DRS attivo. Perfetto. Non abbiamo nessuno davanti. Vediamo se possiamo stilare un buon tempo. Si parte. Giù il pedale del freno. 5 minuti al termine ragazzi. Tutti i piloti ancora non hanno girato. Molto bene. Vedremo adesso nel secondo settore quello che riusciremo a combinare. Forza. Wow, ho fatto un taglio curva memorabile. E al solito prima e seconda sessione di qualifiche perfette. Arrivo poi in questa fase che non riesco a essere competitivo. Quella curva l'ho affrontata in maniera perfetta non so quante volte e adesso tac, errore. Forza, rettilineo finale. (11, 12, 13 e 800). Potrebbe essere un ottimo tempo. Purtroppo ho tagliato leggermente quella curva iniziale. Anzi iniziale, nel secondo settore. Vediamo come va ragazzi. Siamo ancora in pole position. Mancano 2 minuti alla fine. Hamilton è a 1,15 e 121. Non so con cosa avranno girato. Non è che hanno girato con gomme dure loro, che mi hanno fatto con... No, sicuramente no, non è possibile. Comunque abbiamo fatto un giro solo completo e abbiamo guadagnato la pole position nel Gran Premio del Canada. Come avete ben potuto vedere, il nostro team è sicuramente felice di quello che abbiamo ottenuto. E adesso ragazzi, abbiamo visti lavorare sodo per tutto il weekend, mantenendo nello stesso tempo tutti morbide sono ragazzi, vedete un po'. Possibilità. Chissà se riescono a bissare domani. Non ci resta che aspettare e vedere. Hamilton quarta posizione, come avete ben potuto vedere dalla classifica. Adesso vedremo di lanciarci immediatamente nel nostro Gran Premio, nella nostra gara. Benvenuti sul circuito Gilles Villeneuve. È giorno di gara e gli spalti si stanno riempiendo. A giudicare dalla situazione nel paddock, la gara di oggi promette di essere molto emozionante. Oggi in pole c'è Valtteri Bottas, ma per tutto il weekend la frizione della sua Williams ha suscitato preoccupazioni. Se non riuscirà a trovare il punto di innesto giusto, resterà fermo sulla linea. Ma che sta dicendo? Sicuramente vorrà completare questo weekend al meglio dopo la prova magnifica di ieri, ma la concorrenza sarà spietata. Non credo che si aspetti una gara facile, specialmente considerando le scuderie con le quali avrà a che fare. Daniel Ricciardo. Beh ragazzi, allora partiremo sotto la pioggia. Come avete ben potuto vedere, diciamo, le nuvole nella sessione di qualifica avevano già preannunciato questo tempo, anzi queste condizioni meteorologiche durante la gara, quindi vedremo di stare attenti e di essere competitivi. Per quanto riguarda la strategia di gara, partiremo con le gomme da bagnato, sicuramente ce le dovremo tenere per tutta la gara, sicuramente nessuna sosta.
E ovviamente la gara durerà circa 25 minuti, 18 giri. Partiremo dal primo posto, ragazzi. Allora, non ho mai guidato sul bagnato in questa pista, quindi non so letteralmente che cosa aspettarmi. Cerchiamo di essere competitivi e di agire nel modo migliore. Iniziamo la nostra gara. Allora, vediamo un po'. Carburante al massimo. Facciamo rombare il nostro motore. Siamo pronti. 5 semafori accesi. Ed ecco che inizia il Gran Premio del Canada, ragazzi. Le autovetture lasciano la posizione di partenza. Vediamo un po'. Ottima partenza, ragazzi. Siamo riusciti a tenere la prima posizione. Eccoci all'interno della prima curva. Devo un po' fare la mano col bagnato. Mamma mia, ho affrontato questa pista sull'asciutto non so per quante volte. E adesso mi capita il bagnato. Proprio adesso, mamma mia. Ma poi tutto questo acquazzone dove era nascosto? Dietro l'angolo. Guardate un po' della pioggia. Si naviga qui oggi. Ci saranno 10 cm d'acqua. Wow. Bisogna andare davvero piano. Vediamo un po' chi abbiamo dietro. Abbiamo Raikkonen che ricopre la seconda posizione insieme a Vettel con la terza. Le due Ferrari ci sono incollate come una calzamaglia. Giù il pedale del freno. Mamma mia come si scivola oggi. Devo fare un po' di pratica con questo tempo, ragazzi. Certo, girare sull'asciutto e adesso girare in mezzo all'oceano. Quanto? Un po'? Ma un vero e proprio temporale. Questa è una tempesta. Come dire, va, non so, una bufera. Ci aspettiamo adesso un tornado nella zona nord del circuito. Niente DRS, ricordiamo. Intanto il nostro motore in questa zona ci aiuta un bel po'. A girare a 330 con questa pioggia non è molto rassicurante, quindi è meglio dare una bella frenata prima. Perfetto. Mettiamo adesso il carburante standard, il quale ci aiuterà a tenere un po' il controllo della gara. Siamo riusciti a girare per bene, quindi basta fare un po' di pratica. Ricordate che i cordoli sono amici sull'asciutto e nemici sul bagnato, quindi cerchiamo di sfiorarli il meno possibile. Nonostante abbiamo le sospensioni abbastanza morbide, non conviene rischiare troppo sui cordoli. Potremmo fare testa coda. Bene. Wow. Non deconcentrarti. Le condizioni attuali della pista sono un problema per tutti i piloti. Lo so. Abbiamo Raikkonen che guadagna qualcosa. Mi sono un attimo deconcentrato in quella curva. La scuderia si aspetta il primo posto e anche io lo aspetto perché ce lo meritiamo. Abbiamo girato per tutte le prove, per tutte le qualifiche sempre in testa. Un assetto davvero perfetto. No, attenzione! Siamo stati appena adesso sfiorati dal nostro... chi era? Sebastian Vettel. Avete visto, ci ha attaccato all'interno. Probabilmente ha sfiorato il nostro alettone posteriore, ma siamo riusciti a difenderci bene. Gli abbiamo lasciato lo spazio all'interno, ma a quanto ho capito non c'era abbastanza spazio per il sorpasso. Tengo la macchina a fatica, ragazzi. Ecco perché non parlo molto. Intanto c'è stato qualche contatto là dietro. Continuiamo a procedere in prima posizione. Davvero mi aspettavo... Mi aspettavo una gara, come dire, sull'asciutto per poterci divertire al meglio, magari con gli altri piloti che avrebbero tentato un'aggressiva più... Attenzione. Più concreta. Magari sul bagnato è molto più difficile effettuare azioni di sorpasso. Si deve più o meno rimanere sulle proprie e cercare di contenere l'autovettura per riuscire a uscirne, come diciamo, integri e illesi dopo l'intera gara. Ok, perfetto, siamo riusciti a mantenere il controllo. Attenzione, altra curva al secondo settore. Mamma mia, nonostante la pole position abbiamo ancora dietro Vettel e Raikkonen che riescono a tenersi dietro. Vediamo un po', giù il pedale. Tornante molto pericoloso. Abbiamo migliorato ancora di circa 2 decimi il nostro, come dire, miglior tempo. Siamo a 1 secondo e 8, wow, da Sebastian Vettel. Fortunatamente in questa zona del terzo settore riusciamo a guadagnare 3 o 4 decimi perché il nostro motore riesce a distaccare parecchio la Ferrari, come potete vedere. E giù il pedale, avanti, tutto a destra, piano, sinistra. Speriamo, ragazzi, che continui ormai così il temporale, perché ormai abbiamo assunto un bel ritmo. Sono riuscito un po' a prendere la mano con la pista e con le gomme, quindi speriamo, ragazzi, che continui così. Ho capito. Dico, speriamo che continui, perché cambiare e mettere gomme dure o gomme intermedie non credo che sia una buona strategia. Vediamo un po'.
destra, sinistra, si continua, il muretto della Shell. Wow, avete visto ragazzi per quanto non ho colpito la barriera sinistra e ovviamente tengo la macchina a fatica. Ma da dove è arrivato questo gran temporale? Mamma mia, cioè, avete visto la seconda sessione di qualifiche? C'era un sole che spaccava le pietre, 39 gradi la pista, non mi ricordo atmosferici quanto, ce n'erano 24. E adesso è arrivato, non so, il tornado. Vediamo un po' dietro chi c'è ancora, Vettel e Raikkonen nel secondo e il terzo posto. Vediamo un po' al muretto adesso quello che possiamo fare. Il carburante intanto ce lo stiamo gestendo proprio alla grande, siamo in riserva, diciamo, carburante, 6 decimi in meno rispetto al giro scorso. Il carburante è più 27, come potete vedere, sempre sullo standard. Non ci stiamo creando alcun problema, stiamo bruciando la quantità necessaria per mantenere questo ritmo. Eccoci qua, le due chicane. Ok, prima del traguardo. Vediamo un po', siamo al quinto giro ragazzi. Altro minuto è perfetto, miglior giro. Sì, Valtteri Bottas. 1:22 540, fa un po' ridere perché in qualifica facevamo tempi nettamente inferiori, però dobbiamo cercare di continuare questa strategia di contenimento delle nostre prestazioni quest'oggi. Giù il pedale, un po' più lenti di circa un decimo, non importa. Il distacco su Vettel aumenta leggermente, siamo a circa 2 secondi e 600. Vediamo di continuare, siamo al quinto giro ragazzi, ne rimangono 13. E un po' queste gare sono, diciamo, monotone, proprio perché quando si parte così in solitaria e gareggiare da soli con la pioggia, mi aspettavo davvero una gara un po' diversa. Ovviamente il livello di concentrazione deve essere sempre alto, però se fosse stata una gara sull'asciutto sarebbe stato tutta un'altra storia. Bene, nostro motore 330 km/h, la temperatura delle gomme è perfetta, quella dei freni anche, potete vedere anche adesso con questi rettilinei come riescono a raffreddarsi per benino. Mi dispiace di non aver caricato video ragazzi in questa settimana in maniera più frequente, ma sono stato un po' occupato e poi volevo concentrarmi su questo Gran Premio perché era tanto che non caricavo dall'ultimo Gran Premio di Monaco, quindi adesso a quanto pare stiamo andando abbastanza bene, abbiamo fatto un ottimo weekend di gare e adesso stiamo cercando di finire in bellezza. Però io ragazzi proprio, queste sono le gufate, le mie solite gufate, avete visto, abbiamo perso 2 secondi quasi. Però Raikkonen è ancora a 3 secondi dalla nostra posizione, fortunatamente non abbiamo rotto niente. Bisogna solo tenere la concentrazione ragazzi, perché i piloti dietro a quanto vedo non riescono nonostante tutto a tenere il mio tempo. Io guadagno nonostante tutto qualcosa ogni giro. Prima ho un po' rovinato il cerchione, anzi lo pneumatico destro. Ho usato il 25% del carburante iniziale, quindi te ne restano 3/4. Ok. L'auto dovrebbe sembrare molto più leggera. Certo. Perfetto, vediamo a quanto troviamo Raikkonen nella nostra posizione. Vettel ha perso il secondo posto. Vediamo un po' Felipe Massa, terza posizione ancora. Vediamo di procedere. Forza, giù il pedale. Vediamo un po' tutto a destra. Taglio curva purtroppo e non posso essere sempre perfetto ragazzi. Vediamo un po' quanto abbiamo guadagnato in questo giro. Sempre 3 secondi e 5 decimi probabilmente, circa 4 decimi. Si risale la collinetta. Proprio non vuole smettere questo temporale. È intenso appunto come 7 giri fa. In questi 10 minuti non è... Abbiamo un po' di carburante di riserva, non vai troppo lontano con la miscela 3, ma puoi permetterti di bruciarne un po' se serve. No. Ah, hanno recuperato circa 4 decimi, quindi stiamo attenti ragazzi. Le gomme non si usurano completamente in questa sessione. Possiamo stare tranquilli con questo set per tutta la gara. Nonostante le alte velocità, l'acqua, la grande quantità d'acqua permette di raffreddarle per benino. Oh, e ci voleva ovviamente, ci voleva questo errore che ha fatto guadagnare un bel po' Felipe Massa e anche Kimi Raikkonen, avete visto.
Quell'errore mi è capitato parecchio anche nelle prove libere. Tanto adesso cercherò di fare un po' di silenzio e vediamo di concentrarmi su questo giro. Vediamo se riesco a recuperare questi 6 decimi che ho perso nell'8º giro che mi aspetta. Guardate un po'. Alle tue spalle procede al massimo dei giri. Addirittura. Con Miscela 3. Si prepara all'attacco. Questa curva maledetta perché... Ehi, calma. Stavo perdendo il controllo, ragazzi. E infatti hanno recuperato un secondo, ragazzi, quelli dietro hanno recuperato un secondo. Non per colpa della macchina, un po' colpa mia e della pioggia che ho perso il controllo. Stavo slittando verso l'esterno della curva. Abbiamo carburante al massimo. Sono a 2 secondi e 5. Raikkonen con la miscela elevata certamente recupera qualcosa. Noi stiamo limitando un po' il nostro motore. Non mi interessa sforzarlo per adesso. A quando si avvicinerà entro il secondo lo attiverò. Ancora siamo tranquilli. Possiamo sperare anche in un loro errore. Tanto in quella fase del rettilineo noi guadagniamo. Vediamo adesso quanto abbiamo guadagnato. No, il distacco è rimasto invariato. Non abbiamo guadagnato nulla. Temperatura del motore è ottimale. Temperatura dei freni anche. Sulla destra, sinistra. Ecco, in questa collinetta ci sono sempre problemi perché è in discesa e quindi possiamo soffrire parecchio perché l'acqua risiede in basso probabilmente. Quindi potremmo addirittura 4 secondi di vantaggio. E che è successo? E adesso, ragazzi, potremmo mettere anche la miscela magra per tenere il nostro motore proprio bello tranquillo, per evitare problemi magari di sovraccarico. Avete visto che avevamo dei problemi alla frizione, raccontavano all'inizio, ma io davvero non ho visto nulla, non ho sentito nulla e percepito niente durante le prove, niente. Potremmo mettere anche la miscela magra per stare ancora più tranquilli, ma non so. Tanto continuiamo 1.22.540 come giro migliore. Vediamo di chiedere. No, va bene che ho sbagliato al solito. Io sbaglio sempre, ragazzi. Purtroppo hanno impostato questi comandi al volante. Secondo me Il livello di carburante è di 15 kg. Restano 15 kg di carburante. Nel serbatoio c'è più carburante del necessario. Bruciamolo. Secondo me, ragazzi, hanno impostato questi comandi al volante davvero in maniera non comoda, diciamo molto scomoda, perché io almeno mentre guido a queste velocità, con questi pericoli per esempio, non riesco a essere competitivo e a chiedere al mio staff, non so, agli ingegneri quello che sta succedendo. Cioè, mi viene davvero molto complicato domandare, ma dovrebbero, non so, implementare il comando vocale veramente, perché cioè cliccare un tasto e chiedere realmente qualcosa, perché così andare a scorrere menu tendina mentre si guida è davvero molto complesso. Non so, magari dovrei impostare altri tasti, ma io ho il tasto sinistro del controller, poi dovrei andare a scendere, lasciare il volante. No, è davvero rischiosissimo. Intanto recuperiamo qualcosa. Ok, quasi un quarto di decimo. E si procede a grande velocità, sfrecciando a 8 giri dalla fine, ragazzi. Il nostro motore, guardate un po' come risponde bene. Via giù il pedale. Perfetto. Valtteri Bottas primo, secondo Raikkonen terzo Massa. Chissà dove sono finite le Mercedes. Forse abbiamo migliorato un po' il nostro tempo. Infatti, forse sta smettendo un po' di piovere. No. E sono quasi a 5 secondi dal mio rivale Kimi Raikkonen, che davvero sono sorpreso perché sta continuando a tenere testa, cioè secondo posto. Si procede ancora. Niente, non accinge a smettere,
Recupera 4 decimi in quella curva, dipende appunto dalle sezioni del circuito. Siamo quasi al 12° giro, ragazzi. Sotto il muretto, giù il pedale, tutto a destra. Vai, 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 perfetto, si accelera, avanti, benissimo. Allora, terzo settore a breve, vedremo un po'. E vorrei chiedere proprio le previsioni del tempo allo staff della Williams. Vediamo un po' se riusciamo a farlo. Ok, Sì, ok, che cosa? Stavo girando. d'accordo. D'accordo, un attimo. Sei Ecco. in prima posizione davanti Sì, a tutti. allora ragazzi, vedete. Mancano 8 giri. Ok. Clicco, cioè ci verrebbe davvero uno dei rettilini. Ecco, appunto, questo mi sembra che è uno dei rettilini più lunghi dell'intero campionato di Formula 1. Ma lo stesso non riesco a essere così veloce da scendere per arrivare a previsioni del tempo e cliccare. Perché devo sempre aggiustare le traiettorie. Quindi non lo so, li vedo abbastanza scomodi questi comandi. Dovrebbero metterli, non lo so, dovrebbero studiare un altro sistema per questi comandi. Non so, qualcosa di più immediato, di più rapido, perché così, a meno che non dobbiamo dire andiamo ai box, che è la prima scelta, al massimo la seconda, le altre è davvero impossibile. Figuratevi in queste curve se è possibile chiedere qualcosa. Sì che neanche nella realtà i piloti riescono a farla a voce perché è molto complesso. Ti resta il 50% di carburante, ancora il 50% del carburante iniziale. 50% ancora, ragazzi, quindi siamo già, come dire, a oltre metà gara. Abbiamo ancora il 50%, potremmo bruciarne tantissimo, ma è meglio conservarlo se dovesse accadere qualcosa, non so, usciamo fuori pista e magari ci serve un po' per recuperare. Non lo voglio bruciare adesso perché renderemmo la macchina molto più leggera, però non mi interessa niente. L'importante è averlo disponibile nel caso dovessimo, diciamo, fare un testacoda, qualcosa del genere. Comunque non li vediamo neanche più sulla mappa, stiamo recuperando giro dopo giro. Il nostro assetto è prevalentemente d'asciutto, ma nonostante questo si comporta bene anche sul bagnato, come potete vedere. Avanti, 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 giù il pedale. Tutto a sinistra, rimangono 6 giri alla fine. Circa 7 secondi da Kimi Raikkonen. Massa, il serpentone un po' si è evoluto in maniera differente, si è spezzato in due parti. Noi siamo la testa, non è mai capitato nell'intero campionato di Formula 1. Giù, 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 vai. Credo che sia molto difficile anche per le gomme scoppiare. Ecco, abbiamo anche l'anteriore sinistra che inizia un po' a usurarsi, ma proprio lievemente, il 2%. Anche queste gomme, ragazzi, sono soggette a usura nel tempo. Ovviamente molto meno rispetto alle gomme morbide e dure, ma nonostante tutto il coefficiente d'attrito lo stesso esiste. È leggermente inferiore, ma lo stesso usura le gomme. Dovremmo girare, non so, magari 50 giri a questo regime per vedere qualche notevole usura. Ecco, l'anteriore sinistra, se non sbaglio, è leggermente usurata, oppure no, forse è un effetto ottico, non so, però probabilmente un po'. Sì, le dure frenate lo stesso, secondo me, influiscono sulla qualità della gomma. Si procede, siamo adesso ancora in avanti, abbiamo girato più o meno come il nostro miglior giro, forse un pochettino più lenti, ma roba impercettibile, quindi davvero stiamo sfrecciando al massimo, quasi a 7 secondi. Hamilton giro più veloce, nonostante tutto si fa sempre sentire dalle retrovie, probabilmente sarà nelle ultime file, non so dove è finito. Stranamente le Mercedes non sono riuscite a ottenere ottimi risultati oggi in gara, in qualifica. Stranamente, questo è un circuito dove di solito vanno bene. 7 secondi. E addirittura, sì, 7 secondi, 8,50, 500 da massa, quindi siamo molto ma molto distanti. Non sono mai riuscito a ottenere un distacco così. Dovremmo essere scesi al 40% del carico di carburante iniziale. Resta il 40% di carburante. 40%, ottimo. Si riparte. E la squadra si aspetta un primo posto. Ovviamente, ragazzi, abbiamo girato per bene. Ecco, le gomme anteriori sì, sono abbastanza usurate. Abbastanza. Roba del 15%, proprio niente di che. E perché, guardate, vi lascio l'indicatore sulla temperatura. Guardate quali gomme si riscaldano durante le frenate e vedrete un pochettino perché sono usurate quelle. Ovviamente
I freni sono impostati sul neutrale, niente bilanciamento posteriore. Giù il pedale. Guardate la gomma anteriore destra sotto sforzo durante questo punto di corda. Abbiamo guadagnato altri 3 decimi. Voglio fare vedere come diventano, come si riscaldano, come si surriscaldano nella zona del rettilineo dopo quella grande frenata. Giù il pedale, siamo riusciti a recuperare un altro quarto di decimo in questa zona. Ancora, wow, stiamo girando davvero molto bene nonostante il bagnato, ragazzi. Sono molto soddisfatto della mia prestazione quest'oggi, davvero una gara a dir poco grandiosa. Sono riuscito ad affrontarla nel migliore dei modi. Questo è uno dei circuiti che preferisco perché, come potete vedere, è pieno di rettilinei, pieni di curve veloci, pieno di davvero di luoghi per effettuare davvero grandi cose. Dopo Monte Carlo ci voleva questo circuito, perché Monte Carlo avete visto come eravamo ristretti, rischiavamo ogni secondo di rovinare l'autovettura, ma nonostante tutto siamo riusciti a finirlo molto bene. Intanto altra frenata, avete visto le gomme come si sono surriscaldate. Ragazzi, 3 giri alla fine. Vediamo un po', forse siamo riusciti anche a migliorare ancora di più il nostro tempo. No, sempre là siamo, giriamo sempre intorno a quel... Siamo addirittura quasi 8 secondi da Kimi Raikkonen. Rosberg riesce a sorpassare purtroppo Felipe Massa, proprio perché per il campionato costruttori ci serviva qualche punto in più. Felipe Massa non riesce a tenere la terza posizione. Siamo a 2 giri dalla fine. Una gara al comando, ragazzi. Ecco, le gomme un po' si riscaldano tutte in questa zona. 8 secondi da Raikkonen, un dominio incontrastato da parte nostra. Un po', come dire, Sebastian Vettel all'inizio ci aveva dato fastidio, aveva toccato il nostro alettone, ma dopo quell'attacco non abbiamo più subito niente. Diciamo, in accelerazione potevamo avere qualche problema. Avete visto nelle prove libere la nostra difficoltà nell'accelerazione, diciamo, sì. Avanti, sempre 8 secondi Kimi Raikkonen, circa 10 secondi Nico Rosberg. Purtroppo Felipe Massa si è perduto nei meandri del quarto e quinto posto. E continuiamo, ragazzi. 17esimo giro, penultimo giro, pronti ad affrontarlo. Vediamo un po'. Nuova serie di curve. È una gara, lo so, mi dispiace, un pochettino monotona, però è sempre bello vedere la nostra Williams al primo posto. 8 secondi e 4, come potete vedere. Davvero non mi è mai capitato di raggiungere la prima posizione, la pole position, dopo la vittoria in nessun gran premio, ragazzi. Questo è il primo e me lo voglio proprio godere, nonostante questa battaglia, diciamo, da soli. Noi contro la pioggia, noi contro le condizioni atmosferiche. Diciamo che abbiamo combattuto più con la pioggia e col temporale che con i piloti dietro. Quindi davvero una gara in solitaria, però sempre combattuta, perché cercare di mantenere la stabilità a ogni curva è anche una sfida. Proprio la frequenza dell'acqua sull'asfalto è sempre la stessa di 20 minuti fa, ragazzi. Non è cambiata di una virgola. E noi però riusciamo sempre, ogni giro, a migliorare sui nostri piloti dietro. Purtroppo gli occhiali che mi stanno dando troppo fastidio alle cuffie, quindi devo resistere a un altro giro. Devo combattere anche con questo. Perfetto, guardate un po' come si slitta tranquillamente. Si usa benissimo tutto l'asfalto a disposizione. E adesso avanti, ultimo giro, ragazzi, il nostro Gran Premio di Canada. Avanti, affrontiamo tutte le curve una alla volta, prendiamole con tutta la calma possibile, immaginabile. Tanto abbiamo ancora distaccato Kimi Raikkonen, che è a 9 secondi dalla nostra posizione. Possiamo anche girare con la miscela, guardate, con la miscela magra. Giro molto piano, ragazzi, non voglio sovraccaricare niente, non voglio rischiare nulla. Prendo le curve molto larghe. Tanto questi occhiali maledetti che mi stanno distruggendo la testa con queste cuffie. Ai ai, perfetto. Ok, vediamo di affrontare adesso l'ultimo rettilineo.
proprio adesso all'ultimo giro, Infatti potete vedere che ho perso qualcosa, loro hanno recuperato, ma non mi interessa, ormai siamo primi in questo Gran Premio di Canada, un dominio incontrastato per tutto il weekend di gara, ovviamente anche durante la domenica della gara, avete visto. Vediamo adesso di affrontare le ultime 2 chicane in maniera tranquilla, siamo a 330, abbassiamo molto la velocità, affrontiamole in maniera tranquillissima, stavamo toccando appunto all'ultimo, ehi, attenzione. E bandiera a scacchi, si va a vincere il Gran Premio di Canada quest'oggi, mamma mia, ottima vittoria, una vittoria sul bagnato, come avete ben potuto vedere, ed eccoci qua pronti per la festa del podio. Valtteri Bottas primo posto, terzo posto Kimi Raikkonen, secondo posto Nico Rosberg. Purtroppo Felipe Massa non riesce a raggiungere la terza posizione, il nostro primo trofeo in questo campionato. Inizia finalmente la festa del podio, champagne per tutti. Ecco qua, aggiungiamo alla pioggia anche lo champagne per i tifosi che stanno giù. Benissimo, ottimo Gran Premio ragazzi, davvero qualifiche fenomenali, prove libere. Bravissimo Valtteri Bottas, vince la gara di oggi. Complimenti a lui e alla Williams per la meravigliosa performance. A volte succede che il pilota si trovi in perfetta sintonia con la sua vettura e con il tracciato. Ecco qui la combinazione perfetta. Dopo questo weekend frenetico penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima gara. Vediamo un po' quello che è successo. Sì, infatti, primo, secondo, terzo, 1, 2, 3, podio, un solo scopo. Allora, con questi 25 punti abbiamo aumentato il nostro distacco su Sebastian Vettel e abbiamo superato Raikkonen. Diciamo, siamo al livello di Raikkonen. Non credo di poter prendere Nico Rosberg e Hamilton, ma se continuano a, diciamo, offrire queste prestazioni, davvero possiamo tentare anche di arrivare alla vetta. Comunque siamo soddisfatti. Il campionato costruttori, vediamo di osservarlo, siamo a 142 punti, il nostro obiettivo è la Ferrari, quindi siamo molto vicini, secondo posto, quindi davvero potremmo arrivarci. Se Bottas fosse arrivato al terzo posto sicuramente li avremmo sorpassati. Comunque avanziamo al prossimo Gran Premio. Questo è il replay ragazzi, non ci interessa perché non ci sono particolari cose da vedere, è stata una gara un po' da soli. E arriviamo al terzo posto, prossimo Gran Premio d'Austria, come potete vedere ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.